Presidente, a Vittorio Veneto per sostenere Braido? Assolutamente sì, anche perché lo conosco veramente da un bel po'. È stato un grande amministratore a Vittorio Veneto nella stagione del sindaco Scottà e devo dire che poi ha le idee chiare, è un operativo, una persona che ama Vittorio Veneto, che ovviamente vive a Vittorio Veneto ed è una persona sulla quale noi investiamo e lo aiutiamo in questa corsa, in questo percorso. Ovviamente non ci sono solo io, c'è il sindaco di Treviso, insomma molti amministratori che sono qui, i consiglieri regionali. Braido insomma una garanzia, un nome è una garanzia. Non è una candidatura contro qualcuno? No, guardi, le candidature contro non esistono. Assolutamente non è una candidatura contro, sarebbe gravissimo che qualcuno corresse contro qualcun altro. È una candidatura per i cittadini, per Vittorio, per un progetto che è nuovo, è innovativo e soprattutto mette in rete tutta una serie di istituzioni che penso giovino a Vittorio Veneto. Dopodiché Braido parla con i fatti, parla di traforo, parla di 2 scuole realizzate a nord e a sud di Vittorio Veneto, parla di sanità, di ospedale. Questa è una stagione della quale lui si può fregiare, visto considerato che c'era lui quando si sono fatte queste cose. In bocca al lupo al candidato sindaco, quindi Giovanni oggi inizia una grande avventura, un'avventura qui a Vittorio Veneto, un comune in cui la Lega può fare un risultato importante, in cui tutta la coalizione di centrodestra può fare un risultato importante. Ringrazio il candidato perché oggi mettersi a disposizione di una comunità con il periodo storico che stiamo vivendo, con le difficoltà del momento, con le preoccupazioni che stanno, ahimè, travolgendo e caratterizzando le nostre comunità, non è né facile né scontato. Giancarlo Scottà, lei ha tenuto a battesimo Giovanni Braido nella precedente esperienza amministrativa e anche oggi possiamo dire l'ha tenuto a battesimo in questa presentazione della sua candidatura a sindaco. Guarda, potrei anche essere arrogante, ma dico che dopo i 2 mandati che ho fatto, continuare con Braido che ha dato la sua disponibilità e siamo sicuramente adesso legati insieme, continuerò a dare quello che posso a lui per continuare la storia della città di Vittorio Veneto. La candidatura di Braido è stata un po' travagliata nelle ultime settimane. È stata un po' travagliata, è stata anche cambiata perché tutti mi chiedevano di fare il sindaco e ho detto no, lo fa Braido. Giustamente meglio giovani e sicuri che anziani che andiamo contro tante altre cose. Io spero che questa accoppiata vada a vincere e a continuare a quello che abbiamo lasciato nel 99-2009. Che cosa augura a Braido per queste settimane di campagna elettorale? Di sopportare tanto quello che sente, di stare tranquillo, di non promettere nulla ma di sentire le esigenze dei cittadini.